Buonasera a tutti, siamo arrivati al terzo anno di lezioni di introduzione all'ebraismo e quest'anno inizieremo ad occuparci della liturgia ebraica. La liturgia ebraica si articola su una scansione temporale che è quotidiana, settimanale e annuale. Cosa voglia dire liturgia ebraica in realtà è una questione abbastanza complessa, perché pregare nell'ebraismo non significa soltanto recitare delle parole, dire delle frasi, ma vuol dire molto di più, come in realtà già sappiamo. Pregare vuol dire anzitutto studiare i testi sacri, come abbiamo visto lo scorso anno. Ma in una certa misura pregare vuol dire anche compiere delle azioni, cioè osservare le mitzvot, osservare i precetti, che sono 613 nell'ebraismo e che riguardano ogni aspetto della vita dell'ebreo religioso. Dal punto di vista più strettamente della preghiera, però, ci sono degli elementi che caratterizzano la preghiera ebraica. Questi elementi sono la dinamica della benedizione, l'idea che la preghiera possa certamente essere preghiera privata, ma debba anche essere preghiera pubblica, e poi che la preghiera ruoti tutti i giorni, ma almeno in alcuni giorni della settimana, intorno a quella che con un'espressione non ebraica potremmo definire liturgia della parola, cioè la lettura e la proclamazione pubblica della Torah, che viene proclamata pubblicamente di Shabbat, ma anche il lunedì e il giovedì. I giorni non sono scelti a caso, un ebreo non può stare più di 3 giorni lontano dalla parola di Dio. Ecco allora che nella liturgia pubblica del mattino la Torah deve essere letta comunitariamente almeno 3 volte a settimana. Una delle dinamiche più importanti e più presenti nella quotidianità dell'ebreo è però la dinamica della benedizione. Si dice spesso che un ebreo osservante deve recitare almeno 100 benedizioni al giorno. Come si fa a recitarne così tante quando si recita una benedizione? Secondo la tradizione rabbinica bisogna benedire prima di mangiare un cibo, prima di annusare un profumo, prima di compiere tutta una serie di gesti, sia gesti che riguardino i precetti, sia gesti di altro tipo, o anche dopo aver visto uno spettacolo naturale come un arcobaleno o un'altra bellezza della natura. Le benedizioni sono molto brevi, sono delle frasi che vengono recitate in pochi secondi e, per fare solo un esempio, la benedizione che si recita sul pane dice: «Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che fa uscire il pane dalla terra». Ora, questa traduzione letterale sembra sbagliata, sembra sgrammaticata, perché se noi normalmente parlando dicessimo a qualcuno benedetto sei tu, poi utilizzeremmo ancora una forma in seconda persona, non utilizzeremmo un'espressione come che fa uscire il pane dalla terra. Invece nella benedizione ebraica, nella Berachà, c'è proprio questa idea di passare dal dare del tu a Dio a parlare di Dio in terza persona. E questa apparente sgrammaticatura è voluta, non è messa per caso. Perché l'idea è che a Dio si possa dare del tu, per sottolineare la vicinanza del divino, l'immanenza, la presenza di Dio vicino agli esseri umani, ma contemporaneamente si parli di Dio in terza persona e quindi si dica quello che Dio fa, quasi mettendo Dio a distanza e quindi sottolineando anche la trascendenza. Due concetti teologici fondamentali come l'immanenza e la trascendenza divina, quindi sono sintetizzate in una brevissima formula di benedizione che l'ebreo ripete decine di volte al giorno. La benedizione ha sempre questa struttura iniziale: benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che fa qualcosa. Quindi tecnicamente ciò che si benedice è sempre e solo il nome di Dio. Non si benedice mai un oggetto, non esiste nell'ebraismo l'idea di benedire il pane, il vino, una casa,
o qualsiasi altro oggetto, ma sempre di benedire il nome di Dio sopra l'oggetto, perché benedire l'oggetto sarebbe un segno di idolatria, sarebbe qualcosa che non può stare nella visione religiosa ebraica. Tutte le benedizioni che vengono recitate, tutti gli oggetti su cui vengono recitate le benedizioni, sono di istituzione rabbinica, cioè post-biblica. Sostanzialmente sono stati i rabbini che nei primi secoli dell'era cristiana hanno codificato in maniera molto precisa l'ordine delle benedizioni, i momenti, gli oggetti su cui occorra benedire, e quindi la benedizione è una istituzione religiosa ebraica relativamente tarda. Questo è vero sempre, tranne in un caso. Tranne nel caso della benedizione più importante che si reciti, perché è l'unica che è prescritta esplicitamente dalla Torah. Nella Torah, in Deuteronomio 8:10, è scritto: mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo. La Torah quindi chiede di benedire Dio una sola volta, in una sola occasione, dopo aver mangiato ed essersi saziati. Perciò l'unica benedizione istituita dalla Torah è la Birkat Hamazon, cioè la benedizione che si recita dopo il pasto. Pasto significa una cosa molto precisa, vuol dire aver mangiato un certo quantitativo di pane, e poi tutto il companatico che si desidera, e il fatto che si benedica dopo essersi saziati nasce proprio dal fatto che è più facile benedire Dio dopo aver ricevuto un dono importante, fondamentale, vitale come il cibo, piuttosto che benedirlo prima di aver compiuto un gesto. Per questo la Birkat Hamazon è una benedizione più lunga delle altre. È l'unica benedizione che impiega qualche minuto per essere detta. E il testo della Birkat Hamazon benedice ovviamente Dio che nutre tutti gli esseri viventi, quindi non solo gli animali e l'uomo, ma tutto il creato, non solo i figli di Israele, ma tutti gli esseri che vivono sulla terra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hazan et haolam kulo betuvo bechen bechesed uvrachamim. Unitamente alla benedizione di Dio che nutre tutti gli esseri viventi, si benedice Dio anche per il dono della terra di Israele, per il dono dell'alleanza, per il dono della Torah, per la circoncisione, che è uno dei precetti più importanti, e poi si chiede pietà per il popolo di Israele, per Gerusalemme e per il monte del Tempio. Quindi diciamo che la benedizione prescritta dalla Torah per essere recitata dopo il pasto diventa qualcosa di più ampio, diventa l'occasione per benedire Dio per tutti i fondamentali doni che ha fatto a Israele. La Birkat Hamazon, ma in realtà tutte le benedizioni ebraiche, ci introducono nel significato spirituale di queste benedizioni, cioè l'idea di passare da un gesto fisico, per esempio il mangiare, alla spiritualità del ringraziamento a Dio. La dinamica della benedizione serve esattamente a questo: portare il materiale a contatto con lo spirituale, non cancellare l'aspetto materiale, non cancellare la realtà fisica, ma santificarla, non astrarsi dal mondo materiale, ma cercare di portare il mondo materiale a contatto col divino. Gli esseri umani hanno degli elementi che li fanno somigliare agli animali, ma gli esseri umani sono diversi dagli animali proprio per questa capacità di compiere gesti che compiono anche gli animali, inserendo la spiritualità però in questi gesti, e la benedizione serve esattamente a questo. Le benedizioni possono essere recitate singolarmente, nel senso che quando un uomo o una donna ebrei compiono un gesto, recitano una benedizione. Ma se esiste la preghiera privata nell'ebraismo, la preghiera più importante di tutti è indubbiamente la preghiera pubblica. Per preghiera pubblica si intende una cosa molto precisa, cioè si intende la presenza nella comunità orante di un minyan,
cioè di un quorum di 10 maschi ebrei adulti, secondo l'ebraismo ortodosso. Secondo l'ebraismo riformato, anche le donne possono far parte di un minyan, quindi è sufficiente che siano 10 ebrei adulti, non importa se siano uomini o donne. Per adulti si intendono persone che abbiano fatto il bar mitzvah, quindi che abbiano compiuto 13 anni, o il bat mitzvah se sono donne, quindi che abbiano compiuto i 12 anni. Radunare un minyan è una grandissima mitzvah, è un grandissimo precetto, quindi è una cosa che va fatta il più spesso possibile. Per questo, nella liturgia ebraica ci sono una serie di preghiere che non possono essere recitate da soli e tra poco faremo alcuni esempi. Sono preghiere assolutamente fondamentali, preghiere che devono essere dette e che però nessuno può dire da solo. Perché? Perché radunare un minyan significa aiutare a costruire una comunità, significa rendersi gli uni responsabili per gli altri. Pensiamo per esempio alla liturgia pubblica dello Shabbat, che è una liturgia che deve essere fatta appunto comunitariamente. Soprattutto nelle piccole comunità ebraiche, in Italia ce ne sono molte, può succedere che la comunità inizia a radunarsi, ma non possa realmente iniziare a pregare finché non si è radunato il minyan, finché quindi non ci sono almeno 10 persone. Poi ovviamente se sono di più è tanto meglio. Questo porta su ciascun membro della comunità la responsabilità di partecipare alla preghiera, perché il desiderio non è solo quello di pregare personalmente, ma anche di consentire agli altri di pregare. Quindi se una persona non si alza la mattina e non va a pregare in sinagoga di sabato, ma anche in tanti altri momenti, non solo perde l'occasione di pregare, e quella potrebbe essere una scelta personale, ma fa perdere anche agli altri l'occasione di pregare. Questo significa quindi che tutta la struttura della liturgia pubblica ebraica serve a costruire la comunità, non solo fisicamente, ma serve proprio a costruire l'idea di comunità, la responsabilità della comunità. Potremmo chiederci perché il minyan deve essere composto proprio da 10 persone e non da 5, da 20 o da 50. Come sempre nell'ebraismo, la risposta si trova nella Torah, perché tutti i precetti devono essere agganciati alla Torah. In Deuteronomio 1,15 è scritto: allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilì sopra di voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Gli uomini che costituiscono capi di gruppi umani possono costituire capi di gruppi umani sempre più piccoli, ma il gruppo più piccolo è la decina. Sotto la decina non si considera un aggregato umano un gruppo e quindi sotto la decina non c'è comunità. Questa è l'idea che si estrapola da questo versetto. Se la preghiera pubblica è sempre preferibile alla preghiera privata, ci sono però dei momenti specifici della giornata o dei periodi, a volte anche di alcune ore durante la giornata, in cui tutti gli ebrei maschi sono obbligati a pregare. Adesso vedremo anche perché questo obbligo vale tradizionalmente solo per gli ebrei maschi. Le 3 preghiere quotidiane sono la preghiera di Shachrit, che è la preghiera del mattino, la preghiera di Mincha, che è la preghiera del pomeriggio, e la preghiera di Arvit o Ma'ariv, che è la preghiera della sera. Queste 3 preghiere sono legate a 3 momenti precisi della giornata, intendendo per giornata la giornata solare. Quindi il mattino è inteso più o meno dall'alba fino a quando il sole non raggiunge ancora il punto più alto nel cielo, perché da quel momento in avanti inizia il pomeriggio. Il pomeriggio è un arco temporale piuttosto lungo, quindi più o meno dal mezzogiorno solare fino alla sera, un po' prima del tramonto, e poi la sera invece è l'ultima parte della giornata. È chiaro che gli orari della preghiera saranno diversi a seconda dei mesi dell'anno, perché
A gennaio la giornata solare è molto più breve di quanto sia a giugno, per cui gli orari della preghiera si accorciano durante l'inverno e si allungano durante l'estate. La scelta di questi 3 momenti della giornata e di queste 3 preghiere ha una ragione storica, cioè erano i momenti in cui venivano offerti i sacrifici quotidiani al Tempio di Gerusalemme, uno la mattina, uno al pomeriggio e uno alla sera, e questa scansione temporale passa dal Tempio alle 2 religioni che sono figlie della ritualità del Tempio, cioè appunto l'ebraismo rabbinico, ma anche il cristianesimo, dove la struttura della liturgia delle ore è esattamente analoga, perché si pregano le lodi, l'ora media e i vespri, che più o meno hanno la stessa scansione temporale delle preghiere di Shachrit, Mincha e Arvit, proprio perché entrambe le liturgie hanno lo stesso radicamento storico. Questa è la spiegazione storica del perché queste siano le 3 preghiere, i 3 momenti della preghiera ebraica. C'è però anche una spiegazione tradizionale che riferisce ciascuna delle 3 preghiere a uno dei patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Naturalmente le preghiere di Shachrit, Mincha e Arvit vengono codificate molto dopo l'epoca dei patriarchi, a partire appunto dall'epoca del Tempio e dopo la distruzione del Tempio, però nel Talmud babilonese, nel trattato di Berachot, che è il trattato letteralmente delle benedizioni, ma che in realtà tratta tutta la questione della liturgia e della preghiera, si fa riferimento a 3 versetti biblici. Il primo è quello di Genesi 19:27, in cui leggiamo: Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato davanti al Signore. Allora, Abramo va in un luogo in cui si è fermato davanti a Dio, quindi in cui ha pregato, perciò si interpreta questo andare di buon mattino come andò a pregare. E siccome Abramo va di buon mattino a pregare, vuol dire che di mattina Abramo istituisce una preghiera, che è la preghiera di Shachrit. Poi ancora, in Genesi 24:63, Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Ora, questa espressione che noi possiamo tradurre con svagarsi, andare a spasso in campagna, ancora una volta dai maestri viene interpretata come uscì per pregare in campagna. Sul far della sera, quindi nella seconda parte del pomeriggio, e quindi Isacco avrebbe istituito la preghiera del pomeriggio, la preghiera di Mincha. Infine in Genesi 28, al versetto 11, si parla di Giacobbe e leggiamo: capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Questo versetto è quello che fa da premessa sostanzialmente al sogno che poi Giacobbe farà della scala, in cui vede questi angeli che salgono e che scendono, e questo sogno è interpretato come una teofania, come una rivelazione divina, ancorché appunto fatta in sogno. Tanto che poi Giacobbe dirà: questo luogo è un luogo abitato da Dio e io non lo sapevo. Perciò i maestri interpretano l'idea che quando Giacobbe passò la notte in un luogo che poi sarà un luogo di teofania, sarà un luogo in cui vedrà Dio anche se in sogno, abbia pregato, e quindi Giacobbe di notte abbia istituito la preghiera della sera, che è la preghiera di Arvit. Come sempre, per qualunque cosa si faccia nell'ebraismo sono possibili diverse spiegazioni, almeno una spiegazione di tipo storico e una spiegazione di tipo tradizionale, a volte anche più di 2, perché come spesso si dice con una battuta, dove sono presenti 2 ebrei sono presenti almeno 3 opinioni diverse. Le 3 preghiere quotidiane devono essere recitate comunitariamente e sono obbligatorie tradizionalmente per gli uomini ebrei. Le donne non sono obbligate, quindi sono esentate dalle preghiere comunitarie, o per essere più precisi, le donne sono esentate da tutti quei precetti che hanno un riferimento temporale preciso, quindi che devono essere eseguiti in un determinato momento o in un determinato arco temporale, perché
una donna, quando è madre, soprattutto quando è madre di bambini piccoli, potrebbe non avere tempo di fermarsi a pregare, potrebbe non avere tempo nell'orario stabilito di pregare. Perciò alle donne è chiesto di pregare, ma non con degli orari precisi, in maniera più libera rispetto a quanto accade agli uomini, perché gli uomini hanno meno obblighi pratici, meno obblighi concreti di cura della famiglia e della prole. Il fatto che le donne siano esentate dalla preghiera pubblica non vuol dire che la preghiera pubblica sia vietata per le donne. Naturalmente le donne possono pregare ed è bene che lo facciano anche comunitariamente, perché anche questo aiuta a costruire la comunità, ma non hanno questo obbligo. Questo vale dal punto di vista tradizionale, cioè di tutto l'ebraismo che si riconosce oggi come ortodosso, mentre per la galassia riformata questo discorso non vale perché la distinzione di precetti tra uomini e donne cade completamente e donne e uomini sono chiamati ad osservare gli stessi precetti. Ma nel momento in cui gli ebrei pregano, prevalentemente comunitariamente o singolarmente, esattamente che cosa fanno, che cosa dicono, quali sono le parole principali della preghiera ebraica? La preghiera comunitaria è raccolta in libri di preghiera, nel Siddur e nel Machazor, che sono i formulari di preghiera quotidiano o per le feste, ed è obbligatorio pregare leggendo da un libro. È chiaro che un ebreo che prega tutti i giorni della sua vita alla fine sa le preghiere a memoria, anche se la liturgia è abbastanza lunga, ma comunque è importante pregare tenendo un testo davanti al naso, perché potrebbe capitare di sbagliare, di non ricordarsi, di sbagliare le parole della preghiera. Quindi leggere da un testo non è una diminuzione della capacità orante dell'ebreo, ma anzi è un elemento assolutamente fondamentale. Il Siddur che viene usato oggi si codifica nel tempo, quindi contiene preghiere che fanno riferimento a epoche diverse. Contiene certamente dei brani biblici, molti salmi, ma anche testi che vengono da altre parti della Bibbia, e poi contiene inni, poesie e testi di composizione posteriore fino al tardo Medioevo. Però le tre preghiere più importanti dell'ebraismo sono tre preghiere molto precise, e cioè lo Shema Israel, l'Amidà e il Kaddish. Lo Shema Israel è normalmente definito la professione di fede ebraica, anche se questa definizione è scorretta, perché lo Shema non è un elenco di articoli di fede. Lo Shema è invece l'esortazione a ascoltare. L'inizio dello Shema suona proprio così: ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno, e amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutte le tue forze. Lo Shema è un collage di testi biblici, è composto da tre brani, i primi due tratti dal libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4 a 9, capitolo 11, versetti 13 a 21, e poi il terzo dal libro dei Numeri, capitolo 15, versetti 37 a 41. Lo Shema va recitato la mattina quando ci si alza nella preghiera del mattino e poi la sera prima di andare a dormire, e andrebbe recitato tutto, o almeno l'inizio, quando è possibile e quando si è in grado di farlo, in punto di morte. Lo Shema contiene in questi versetti biblici, a parte l'indicazione appunto dell'unità e unicità di Dio e la prescrizione di amare Dio, una serie di altri precetti. Nel primo brano del libro del Deuteronomio è scritto, e quindi si recita 2 volte al giorno: questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Più o meno la stessa cosa è ripetuta anche nel secondo brano del Deuteronomio. Cioè, quello che si sta dicendo è la proclamazione
dei precetti, dei tefillin e della mesusà. Dei tefillin, cioè dei filatteri, quindi di quegli astucci di cuoio che stanno fissi nel cuore, cioè sono legati alla mano. Uno dei due filatteri si lega sul braccio sinistro all'altezza del cuore e come un pendaglio tra gli occhi, quindi sulla fronte. E poi questi precetti li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, la mesusà, cioè quell'astuccio che si appone sullo stipite della porta di casa, sullo stipite delle porte delle città. Chi è stato a Gerusalemme avrà forse notato che nelle porte della città vecchia, in ogni porta d'ingresso alla città vecchia, ci sono delle grosse mesusot attaccate sullo stipite destro. La Torah prescrive in più punti questi precetti, quindi questi precetti vanno messi in pratica concretamente e vanno ripetuti 2 volte al giorno. Non è un caso che l'espressione che si usa normalmente, diciamo, in giudeo-italiano, ma non solo, per pregare, sia mettere i tefillin, perché la mattina, quando gli ebrei maschi pregano, indossano appunto i tefillin tutti i giorni, tranne nel giorno di sabato, perché nel giorno di sabato valgono delle regole particolari e quindi non c'è bisogno di indossare i tefillin di sabato. Il terzo brano, quello del libro dei numeri, contiene invece, tra le altre cose, perché ovviamente contiene anche molti altri riferimenti, un altro precetto. Il Signore disse a Mosè: parla agli israeliti e ordina loro che si facciano di generazione in generazione fiocchi agli angoli delle loro vesti e che mettano al fiocco di ogni angolo un cordone di porpora viola. Avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica. Questo brano contiene il precetto dello tzitzit, cioè delle frange che si portano ai lati della veste, contenente un cordone di porpora viola o di porpora blu, che devono essere visibili almeno durante il momento della preghiera. Questo è il precetto: portare dei fiocchi agli angoli delle vesti per ricordare i comandi del Signore. Lo tzitzit è una sorta di nodo al fazzoletto. Quando io lo vedo mi vengono in mente delle cose che devo fare. Però il fiocco va attaccato da qualche parte. Questa è la ragione per cui gli ebrei indossano un mantello da preghiera, il tallit, che di per sé non è un precetto, ma permette di osservare un precetto, appunto, che è quello dei fiocchi agli angoli delle vesti, e questo mantello è l'altro indumento da preghiera insieme ai tefillin che viene indossato quando si prega. Molti ebrei religiosi in realtà poi hanno l'abitudine di indossare quello che si chiama tallit katan, cioè il piccolo tallit, sotto la camicia, in modo da avere i fiocchi agli angoli delle vesti sempre, in tutti i momenti della giornata, cioè non della notte, addosso. Perché della giornata e non della notte? Perché il testo dice: avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete dei comandi del Signore, ma di notte uno dorme, non guarda com'è vestito, peraltro c'è buio e quindi è inutile indossare il tallit di notte. Ovviamente lo Shema contiene anche molte altre cose oltre a questi precetti e viene sempre recitato accompagnato da delle benedizioni, preceduto e seguito da delle benedizioni. Perché lo Shema di fatto è un brano della Torah. Quindi, per rispondere alla domanda che ci ponevamo prima, ma cosa dicono gli ebrei quando pregano? Beh, per prima cosa leggono la Torah, leggono dei brani di Torah. Però ogni volta che si legge un brano di Torah, la Torah non può essere buttata lì così, abbandonata a se stessa, ma va appunto accompagnata, abbracciata con delle benedizioni. Benedizioni che sono diverse a seconda che sia mattina o che sia sera. Benedizioni, per esempio, al mattino, una benedizione di Dio che crea la luce e poi che ha amato Israele con amore eterno, eccetera. Questo per collocare le parole della Torah, che sono parole eterne in una certa misura, nel momento temporale in cui si sta pregando. Un'altra preghiera molto importante e piuttosto lunga
è l'Amida. L'Amida è una preghiera particolare anche solo per il fatto che ha almeno 3 nomi diversi. È sempre la stessa preghiera, ma i nomi cambiano, anche questa è una cosa molto ebraica. Amida vuol dire preghiera che si recita stando in piedi, perché l'Amida deve essere recitata stando in piedi, con i piedi paralleli, rivolti verso Gerusalemme, o se si è a Gerusalemme verso il Monte del Tempio. L'altro nome di questa preghiera è Shmoneh Esrei, che vuol dire 18, è la preghiera delle 18 benedizioni. Infine, la si chiama semplicemente Tefillah, cioè la preghiera. L'Amida o Shmoneh Esrei è la Tefillah per eccellenza, la preghiera per eccellenza. E come dice il nome, dovrebbe essere formata da 18 benedizioni. Ormai sappiamo già che cos'è una benedizione. Il problema è che non è vero, perché l'Amida non è composta da 18, ma da 19 benedizioni. In un'epoca più antica le benedizioni erano 18, poi è stata aggiunta una 19esima che di fatto in realtà è una sorta di maledizione rivolta contro gli eretici, cioè verso quegli ebrei che hanno idee devianti rispetto diciamo all'ebraismo mainstream, perciò le benedizioni sono diventate 19, ma il nome della preghiera non è cambiato. Le prime 3 benedizioni sono la benedizione dei padri, cioè dei patriarchi, la benedizione delle potenze e la santificazione del nome di Dio, e poi ci sono una serie di benedizioni di richiesta, cioè si chiede a Dio di donare la conoscenza, la capacità di pentirsi, il perdono, la redenzione, la guarigione dalle malattie, delle annate ricche di raccolto, far tornare gli esiliati nella loro terra, donare la giustizia, eccetera, eccetera. Sono richieste, cioè l'Amida mette insieme una serie di riferimenti più alti, più spirituali, più teologici, incluse le ultime 3 benedizioni, che sono la benedizione del culto, del ringraziamento e la benedizione a Dio che dona la pace, ma a questo si aggiungono una serie di richieste molto concrete, cioè le cose di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno: il cibo, la salute, la capacità di stare bene con gli altri, quindi se sbagliano di pentirsi e di essere perdonati, la possibilità di tornare a Gerusalemme, eccetera, eccetera. L'Amida viene recitata tutti i giorni con questa formula, ma viene recitata in maniera diversa di sabato, perché tutte le benedizioni di richiesta di sabato vengono eliminate e vengono sostituite da una sola benedizione per il giorno di sabato, in cui non si chiede niente a Dio, semplicemente lo si ringrazia per quello che si ha. Perché lo Shabbat, come vedremo tra un paio di settimane, è un momento assolutamente particolare, un momento in cui per certi aspetti tutto si ferma, o quantomeno si ferma la continua corsa umana delle richieste, di voler avere di più, di aver bisogno di lavorare, di cercare la materialità, ci si ferma per fare varie cose, tra cui godere già di ciò che si ha e ringraziare Dio per ciò che si ha. Quindi l'Amida del sabato ha una struttura diversa, così come la formula dell'Amida può cambiare in alcune feste particolari. Caratteristica tipica, dicevo prima, dell'Amida è quella di dover essere recitata stando in piedi, a meno di gravissimi impedimenti fisici. È chiaro che se una persona è in sedia a rotelle non può alzarsi in piedi, ma normalmente di essere recitata in piedi con i piedi paralleli rivolti verso Gerusalemme o il Monte del Tempio. Mentre si recita l'Amida, però, in alcuni momenti particolari si fanno anche dei gesti, camminando avanti e indietro, che è un gesto che indica il fatto di entrare e poi di uscire dalla presenza divina, di avvicinarsi mentre si parla a Dio e poi a un certo punto però di uscire verso il mondo profano, e poi quando si benedice il nome di Dio inchinarsi davanti a sé, a destra e a sinistra. Questo perché la preghiera ebraica è caratterizzata anche dal fatto che non si prega solo con le labbra, non si prega solo usando le parole, non si prega solo dicendo delle cose, ma si prega con tutta la propria persona, si prega anche con il corpo. Troppo spesso noi in Occidente siamo abituati a scindere
fortemente spirito e corpo, pensando che possiamo fare alcune cose con lo spirito dimenticandoci di avere un corpo. Questo nell'ebraismo è assolutamente impossibile, perché l'antropologia ebraica è un'antropologia fortemente unitaria, perciò se lo spirito deve pregare, il corpo lo deve accompagnare. Quindi, oltre ai gesti codificati dell'Amidà, ci sono anche dei movimenti abbastanza tipici, per esempio lo shokelin, cioè l'ondeggiare che si fa con il corpo, in particolare con il busto, quando si prega, per seguire la cantillazione della preghiera che si recita. Preghiera che tra l'altro non può mai essere fatta a mente, ma deve essere sempre fatta a voce alta o almeno a mezza voce, cioè con una voce almeno udibile da parte di chi sta pregando, da parte dell'orante stesso. La terza preghiera fondamentale dell'ebraismo è il Kaddish. Kaddish vuol dire santificazione, santificazione del nome di Dio, ancora una volta. È importante questa traduzione del nome della preghiera, perché spesso noi siamo abituati a pensare al Kaddish come alla preghiera dei morti, perché il Kaddish è la preghiera che effettivamente si recita quando muore una persona, tutti i giorni in memoria di questa persona per 11 mesi e poi tutti gli anni nel giorno anniversario della sua morte. Il Kaddish però non è solo la preghiera dei morti, cioè non è solo una preghiera che si recita per un defunto, ma è una preghiera che si recita in vari momenti della liturgia quotidiana tutti i giorni e per esempio anche per i maestri per le occasioni di studio, e non ha assolutamente niente di funebre, è una preghiera di appunto santificazione e di gloria resa a Dio. L'inizio del Kaddish recita: sia magnificato e santificato il suo grande nome nel mondo che ha creato secondo la sua volontà e dove realizzerà il suo regno durante la vostra vita e i vostri giorni e nella vita di tutta la casa di Israele, presto e in un tempo vicino. Una preghiera quindi anche messianica o proto-messianica, e naturalmente qualunque cristiano ascolti le parole di queste preghiere immediatamente pensa ad alcune parole di Gesù di Nazaret, alcune parole delle preghiere, in particolare della preghiera del Padre Nostro, la santificazione del nome che si trova nel Kaddish, la richiesta del pane quotidiano che si trova nell'Amidà, perché quando Gesù deve insegnare una preghiera non può fare nient'altro che prendere pezzi di preghiere ebraiche che conosceva, che all'epoca già si recitavano come oggi in maniera abbastanza simile, e insegnarle ai propri discepoli. Il Kaddish appunto è la santificazione del nome per eccellenza e ha una caratteristica come molte preghiere, cioè quella di dover essere recitate in presenza di un minyan. Il fatto che il Kaddish sia anche la preghiera che si recita per i defunti è molto importante, perché quando un uomo o una donna muoiono, il figlio maschio primogenito, se possibile, ha l'obbligo di recitare il Kaddish. Ma non può farlo da solo, ha l'obbligo di recitare il Kaddish per 11 mesi, ma ha bisogno che ci sia una comunità intorno a lui, ci siano almeno altre 9 persone che lo accompagnano in questa cerimonia di lutto e di separazione dai genitori. Questo ovviamente è un'idea liturgica, è un'idea teologica, ma è radicalmente un'idea antropologica, cioè l'idea che il lutto, come altre esperienze umane fondamentali, non possono essere vissute da soli, ma vadano vissute all'interno di una comunità che accompagna nella gestione di momenti particolari. Ovviamente la preghiera ebraica è un mondo vastissimo e variegatissimo che noi non possiamo esplorare in un breve video, ma per questo ci sono una serie di testi, ormai anche in lingua italiana, che ci aiutano ad approfondire, a leggere e a conoscere la preghiera ebraica. Quindi anche questa volta qualche consiglio di lettura di approfondimento.
Anzitutto il testo di Elia Kopczowski, Ascolta Israele, preghiere, meditazioni e inni, che raccoglie in traduzione italiana alcuni testi di preghiere ebraiche. Elia Kopczowski è stato rabbino capo di Milano e ha fatto anche attività di divulgazione di questo tipo anche per i non ebrei. Poi il testo di un altro rabbino, un rabbino riformato, Chaim Fabrizio Cipriani, Schiudi le mie labbra, le vie della preghiera, in cui Cipriani presenta alcune idee che soggiacciono alla preghiera ebraica, che accompagnano, che strutturano la preghiera ebraica. E infine un testo che è scritto invece da uno studioso cristiano, Carmine Di Sante, La preghiera di Israele, che è una presentazione della preghiera ebraica sia attraverso i momenti della preghiera pubblica, sia momenti di preghiera più privata, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, con l'accortezza di creare alcuni parallelismi con la liturgia cristiana, che deve molto alla liturgia ebraica, perché non solo la preghiera che Gesù insegna, ma anche la struttura della messa riprende molti elementi della preghiera ebraica. E allora i testi scritti da autori ebrei sono ovviamente fondamentali per conoscere l'ebraismo, ma talvolta anche alcuni parallelismi col cristianesimo possono essere utili, soprattutto per chi ha una formazione cristiana, per rendere più comprensibili alcuni concetti e alcune idee. Noi ci rivediamo la prossima settimana, buona serata!